presso i locali della storica Scuola Grande di San Teodoro in occasione della mostra collettiva dal titolo Spazio-Tempo. Ci troviamo con Giovanna Liprandi, organizzatrice della mostra. Come mai una mostra all'interno di questi splendidi locali? Una mostra è stata pensata per dare visibilità a tanti artisti che altrimenti non avrebbero potuto esporre durante il periodo della Biennale, e l'idea di fare un qualcosa di contemporaneo in un posto antico come questo, che è la prima scuola di Venezia, poteva sembrare una bella idea di connubio tra cose diverse e unite, proprio come il binomio spazio-tempo. Eccoci con Fabrizio Berger, curatore grafico del catalogo della mostra Spazio-Tempo, al quale chiediamo di parlarci di questo bellissimo prodotto grafico. Il catalogo è stato composto pensando appunto a queste due variabili che danno nome al catalogo, spazio e tempo. Lo spazio e il tempo sono due variabili appunto che servono per posizionare con esattezza un oggetto. Io l'ho immaginato appunto con questa teoria. Artisti molto diversi che però trovano una loro connotazione all'interno di questa bella mostra, appunto con la loro autonomia, la loro caratteristica, e questo ho cercato di tradurlo graficamente. I fili rossi che legano i partecipanti di questa mostra dal titolo Spazio-Tempo, ovvero i loro soggetti ideali, sono sostanzialmente due. Il primo, volto attraverso l'arte a ricercare il proprio io, si protende a far emergere momenti di autentico lirismo, trascendentalità, senso del divino ed introspettività. Il secondo, proteso a sottolineare il concetto di rapporto con l'altro e con gli altri in una dimensione collettiva, è imperniato sulla volontà dell'impegno creativo e soprattutto sociale e storico. Quest'ultimo, grazie ad alcuni artisti, sottolinea riflessioni e denunce sui temi cari all'uomo, come ad esempio il rispetto della natura. L'esposizione, quindi, altro non è che un involucro in cui gli artisti presentano opere frutto di studi, esperienze, linguaggi, codici, tecniche, in grado di emanare messaggi, sensazioni, riflessioni ed emozioni, inscindibilmente vincolate al connubio spazio-temporale, che ne ha visto la nascita. Lo spazio-tempo non è pertanto né banale ovvietà, né un elemento tangibile oggetto di ricerca scientifica, ma un contesto soggetto essenziale, indissolubilmente legato all'esperienza umana, la quale può essere spiegata, raccontata e motivata nella sua complessità solo dall'arte, e ciò è comprovato da quanto i partecipanti all'esposizione hanno scritto sul proprio lavoro. La foto si accontenta di una parte del tutto. Non ho un tema preciso, i momenti e i luoghi magici della solitudine, le immagini del vivere. L'arte è testimone del passato e del presente ed è capace di annunciare un rinnovamento nel rapportarsi con il mondo che ci circonda. In primis rappresenta il proprio tempo. Queste frasi infatti mostrano come la tematica dello spazio-tempo, seppur declinata in molteplici sfaccettature, sia contestualmente presente nell'agire degli artisti, tanto da renderla uno degli elementi costitutivi più importanti e coinvolgenti dell'intera storia dell'arte.